Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Questa sera la puntata si divide in due parti con tematiche molto importanti entrambi, la prima parleremo di sanità e la seconda avremo ospite il vice, praticamente la vice di Zaia, l'assessore De Berti, che ci parlerà del trasporto nella nostra regione che è un po' in difficoltà anche per via del Covid, per via delle scuole, quindi sarà una puntata davvero molto importante. Invece nella prima parte abbiamo un ospite che ci tenevo molto ad averlo nella mia trasmissione, è anche un piacere, lo ringrazio. Lui è il nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, il dottor Giuseppe Dalben. Buonasera, grazie di essere con noi, mi fa molto piacere averla ospite perché è la prima volta e quindi l'azienda ospedaliera e la sanità è una delle cose più importanti per quanto riguarda l'essere umano. Come va intanto? Cominciamo così. Beh, intanto grazie per l'invito e naturalmente buonasera agli ascoltatori. Come va? Come va? È una domanda, come così, dire, in generale, semplice. Questa è una chiacchierata abbastanza... Sì. È una domanda, come dire, che si fa spesso, semplice, però molto articolata in campo sanitario. Insomma, è vero. No? Stiamo vivendo un contesto che ormai tutti quanti conosciamo, essere immerso in questa epidemia da coronavirus che condiziona molto quella che è l'attività sanitaria della nostra comunità e quindi della nostra realtà. Direi che tanto è condizionato da questa realtà, non dico tutto ma tanto, e quindi stiamo sviluppando quei percorsi di diagnosi e cura che da una parte tengono conto appunto di questa situazione epidemiologica, di epidemia, però dall'altra vogliamo anche tornare alla normalità il più possibile, e quindi l'ospedale si sta via via, come dire, attrezzando e sta via via sviluppando questi percorsi di normalità, e quindi direi che sono abbastanza contento. Perfetto, questa è stata la risposta. Allora, il direttore Giuseppe Dalben è da poco direttore dell'azienda ospedaliera di Padova, un'azienda molto importante, con molto personale. Allora, prima andiamo a conoscere chi è il direttore generale dell'azienda ospedaliera in questa scheda. Il 26 febbraio scorso è stato nominato direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, raccogliendo l'importante eredità di Luciano Flor in un momento storico particolarmente delicato, quello di convivenza e di uscita dal coronavirus sul binario parallelo a quello dell'iter verso la costruzione del nuovo ospedale a Padova Est. Giuseppe Dalben nasce a Oderzo il 20 settembre 1956 e frequenta l'Università di Padova, dove si laurea in medicina e chirurgia nell'83, ottenendo l'abilitazione professionale e l'iscrizione all'Ordine dei Medici di Treviso. Ottiene quindi la specializzazione in igiene e medicina preventiva nel 1990, ma nel mentre comincia il suo percorso all'interno dei distretti sociosanitari. Dopo i primi anni da assistente medico all'ULS 11 o Pitergino Mottense, dall'85 al 95 occupa svariati ruoli, da direttore del distretto 1 a Motta di Livenza, da quello di direzione dei servizi distrettuali a quello di dirigente medico. Nel 95 diventa quindi direttore responsabile del distretto 4 di Oderzo, dal 2003 direttore dei servizi sociali dell'ULS 9 Trevigiana, e tra il 2005 e il 2006 frequenta il corso di formazione regionale per i direttori delle aziende sanitarie, cui poi farà seguito quello nel 2013 per i direttori generali. Sono anni in cui accumula grande esperienza come direttore e commissario. Direttore generale a Chioggia prima e ad Adria poi, quindi commissario a Chioggia ancora per 2 anni. Nel 2013 diventa direttore generale dell'ULS Serenissima, che guiderà ad intervalli diversi con quella di Chioggia e Dolo, ancora come direttore nel 2016 e poi come commissario nel 2021. Ed è qui in particolare che si distingue per riuscire a rimettere in carreggiata l'ospedale dell'Angelo di Mestre, costruito a suo tempo su un traballante e oneroso project financing, e rivelando anche una certa autonomia in sede decisionale. Prima di diventare quindi, con la nomina del 26 febbraio 2021, direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, incarico che ricopre dal 1 marzo con compiti di gestione, rappresentanza legale, nonché di raggiungimento degli obiettivi regionali e della corretta ed economica gestione delle risorse dell'azienda ospedaliera. Mica male. No, una bella scheda. Prolungata, con molti incarichi, tutti importanti. Credo che però questo sia, direttore, il più importante. Sì, in assoluto questo è sicuramente l'incarico più importante, che, come dire, corona un percorso, insomma, in ambito sanitario che mi ha visto fin, come dire, dall'inizio della mia carriera occuparmi in particolare di servizi sociosanitari.
E quindi poi ha intrapreso qual è la sua particolarità nel dirigere un'azienda? Cioè lei dirige questa azienda, ha in mente nella sua testa ovviamente dei cambiamenti oppure una continuità con il precedente direttore Flor, oppure ha qualche innovazione particolare, direttore? Sì, allora noi operiamo all'interno di un contesto regionale che come dire, fissa i binari del nostro operato, cioè i direttori generali fanno parte appunto di una squadra che appunto viene diretta dalla regione, la quale regione dà gli obiettivi e quindi ogni direttore generale cerca di attuare quegli obiettivi nella realtà in cui è chiamato ad operare. Allora generalmente io dove sono transitato con attività di direzione ho sempre cercato di sviluppare la mia attività raccogliendo il testimone da chi mi ha preceduto, sviluppando il percorso che mi si prospettava davanti e poi lasciando e trasmettendo il testimone al direttore appunto che mi succedeva in sostanza. Quindi ho cercato di fare il mio pezzo di strada tenendo presente la realtà precedente alla mia direzione e anche impostando per quanto possibile il post, insomma, no? Quindi sviluppando delle progettualità che avessero potuto dare alla comunità, quindi ai cittadini dove appunto si svolgeva la mia attività, quei servizi di cui appunto avevano bisogno. Quindi ogni direttore sviluppa la sua progettualità sulla base di bisogni, di obiettivi che la regione fissa, però in continuità, cioè ci deve essere un filo conduttore, insomma, ecco, all'interno di un'azienda sanitaria. Perfetto, è stato chiaro così. Allora andiamo a vedere l'azienda ospedaliera di Padova, che è un'azienda importante con oltre 7.000 dipendenti. Insomma, andiamo a vedere in questo servizio di Denis Marà e poi parleremo con il direttore. Una piccola città a servizio dei cittadini, l'azienda ospedaliera di Padova è un vero e proprio punto di riferimento per la sanità del territorio e lo è diventato ancora di più nell'ultimo anno e mezzo, rappresentando un importante fronte nella guerra contro il coronavirus. 6.350 dipendenti, tra cui 1.000 medici, 2.900 infermieri e 1.650 specializzandi, ogni giorno a lavoro per far funzionare una macchina dai numeri importanti. Basti pensare che nel corso del 2020 solo al pronto soccorso si sono registrati 107.923 accessi, ossia in media 295 al giorno. Se per lo scorso anno le visite effettuate sono state 513.919 e ogni giorno sono entrati in ospedale per visite ed esami in media 4.636 utenti e poi ancora 61.038 ricoveri, di cui 7.845 di classe A, ossia ad alta complessità. Gli interventi sono stati in totale 50.290, 18.835 quelli effettuati in laboratorio, senza dimenticare i trapianti, di cui l'azienda ospedaliera di Padova è un'eccellenza a livello nazionale. Nel 2020 se ne sono contati 1.026, quasi 3 al giorno, di cui 345 di organi solidi. Lo scorso maggio è stato effettuato il 500° trapianto di polmone, mentre tra sabato 17 e domenica 18 luglio diverse equip sono state impegnate in una vera e propria maratona. In 36 ore 7 trapianti su altrettanti pazienti con 120 operatori sanitari che si sono alternati. Numeri che certificano la qualità dei servizi offerti dall'azienda ospedaliera, che può contare su 2 strutture di livello, quella di via Giustiniani e dal 1 gennaio 2020 anche sul Sant'Antonio di via Facciolati, ma una sanità soprattutto che guarda al futuro. Quello a breve termine è il 2023, anno in cui dovrebbe essere pronta la nuova pediatria, 155 posti letto per un investimento di 46 milioni di euro. Quella a medio termine è invece il nuovo polo di Padova Est. Nelle scorse ore è terminata la recinzione dell'area sulla quale sorgerà il nuovo ospedale, che costerà 590 milioni di euro e avrà 963 posti letto, a cui se ne aggiungeranno altrettanti dai lavori di riqualificazione del polo di via Giustiniani. I lavori, se tutto andrà come previsto, cominceranno nel 2023. Obiettivo: consegnare la struttura entro 10 anni. Direttore, quante cose nell'azienda ospedaliera ci sono da fare in questo passaggio. Lei arriva dopo la pandemia, arriva dove c'è il nuovo polo ospedaliero, la nuova pediatria, ritardi, la burocrazia, tant'altro. Lei sa già com'è la situazione e quindi avremo modo in questa trasmissione di parlare un po' di tutto. Prima però le chiedo il Covid, perché il Covid è quello che ha fatto un po' cambiare la sanità. Prima c'era una restrizione, poi finalmente il governo ha capito che bisogna investire nella sanità
perché è la tutela della persona, e quindi è cambiato di nuovo, si è voltato davvero pagina rispetto ai tempi precedenti. Però questo Covid ha anche cambiato il modo di lavorare, si aprono delle terapie intensive, si chiudono perché si pensa che il Covid stia terminando e poi si riaprono perché ritorna. Mi scusi la parola che non è un bel casino, insomma, definiamolo così. Ecco, raccontiamo un po' ai nostri telespettatori questo problema del Covid, com'è la situazione attuale. Questa mattina so che lei ha fatto una conferenza stampa molto importante dove c'erano delle persone incinte, ce ne sono delle ragazze giovani in terapia intensiva non vaccinate. Raccontiamo un po' il vaccino, la terza dose e tant'altro per quanto riguarda il Covid. Sì. La lascio andare a ruota libera, va bene? Sì. Allora, un breve riassunto di cosa è stato il Covid in questo fino adesso, no? Iniziato fine febbraio 2020 e lo stiamo ancora, come dire, avendo tra i piedi, posso usare Perfetto. questo termine. Allora, ricordo, la prima ondata ha raggiunto un massimo di casi positivi di 9.900, quindi circa 10.000 casi. Poi siamo scesi, no? Giugno, luglio, agosto, siamo arrivati a 5-6, parlo di Regione Veneto, di 500-600 casi positivi presenti al giorno. Poi pian pianino si è risaliti e si è cominciato a come dire, scalare quella montagna che è stata la seconda ondata, che ha raggiunto una quota di casi positivi di 70.000, quindi cifre importanti. Poi naturalmente speravamo di tornare a zero, oppure a qualche centinaio di casi, e invece no, ci siamo trovati a Natale con 70.000, a Pasqua con 24.000, quindi calati sì, ma non di tanto. Poi speravamo che scendesse ancora questa epidemia, la presenza del virus, in realtà ha ricominciato a salire e ci ha portato appunto a Pasqua a 34.000 casi. E poi è ridiscesa, quindi queste fasi, che vengono chiamate ondate, prima, seconda, terza e quarta, ci stanno portando. La interrompo, direttore. Secondo lei, in questi passaggi, qualcuno ha sbagliato, non per colpevolizzarlo, non mi è venuta la parola, però l'ho capita, perché naturalmente non conosceva questo virus e quindi dall'inizio in questi passaggi con le varianti qualche errore è stato fatto, secondo lei, oppure è andata così? No, io non parlerei assolutamente di errori. Abbiamo cominciato a conoscere il virus appunto a fine febbraio del 2020, poi la conoscenza di questo virus è andata via via aumentando, a tal punto che sono riusciti a produrre un vaccino in tempi molto brevi che ci ha dato questa possibilità di difenderci bene in questa ultima fase di presenza del virus. Quindi è stata, come dire, un'evoluzione del nostro sistema sanitario, ma direi mondiale, nazionale e quindi anche regionale, che ha seguito anche man mano le conoscenze via via sempre più maggiori, sempre più puntuali che avevamo e che abbiamo per quanto riguarda il virus. Adesso ci troviamo in una situazione che nel Veneto ad oggi vede un numero di casi attualmente positivi attorno ai 12.000, 12.500 circa. Ma purtroppo Padova è la provincia che guida la classifica, purtroppo, del maggior numero di casi attualmente presenti come positivi, sono 2.500. La realtà Padova è provincia? Sì, la realtà padovana, la provincia di Padova. Ha 1 milione di abitanti più o meno. Quindi... Sì. Guida questa classifica e quindi per noi è importante tenere molto alta l'attenzione, perché il nostro obiettivo qual è? L'obiettivo dell'azienda ospedaliera è quello di tenere il più basso possibile il peso che il virus può avere nell'assistenza appunto ospedaliera, nell'assistenza sanitaria, perché casi attualmente positivi, casi positivi vuol dire ricoveri in area medica, vuol dire ricoveri in area subintensiva, ricoveri in area intensiva, vuol dire occupare risorse, occupare energie a tenere a bada, come dire, il virus. E quindi per noi è importante che assieme, parlo ai padovani in particolare, riusciamo veramente a mettere in piedi quei percorsi, chiamiamoli così, virtuosi, di prevenzione del virus, quindi comportamenti personali adeguati, che ormai conosciamo, mascherina, igiene delle mani, evitare gli assembramenti, distanziamento sociale, vaccinazione, che è l'altra misura preventiva molto importante. Poi c'è il tema altrettanto importante della terapia domiciliare con la possibilità di curare a casa le persone con gli anticorpi monoclonali che si fanno in ospedale, però ci danno la possibilità di curare a casa le persone, vanno presi però nelle fasi iniziali della malattia. E quindi abbiamo una serie di possibilità che ci aiutano a tenere, come dire,
che ci aiutano a poter tenere sotto controllo l'epidemia. Certo abbiamo bisogno dell'aiuto veramente di tutti. Di tutti. Allora ritorniamo, di questi 2005 padovani che hanno ovviamente il virus, quanti, se ha dei dati, quanti sono stati vaccinati e quanti no in percentuale? Beh, la percentuale è attorno al 70% in sostanza, quindi è un buon numero insomma da questo punto di vista. Il 70%, il 30% sono... Nella realtà padovana abbiamo un 70% circa di persone che hanno sviluppato il ciclo completo o iniziato il ciclo di vaccinazione. Questo come realtà. No, dicevo, dei 2005 che hanno preso il virus. Ah, ho capito. Quanti? Le posso 70, dare, sì, più o meno, insomma. No, ma le posso dare un dato di chi è attualmente ricoverato in ospedale. Noi abbiamo attualmente 38 persone ricoverate in ospedale, in azienda ospedaliera. Terapia intensiva? No. Nei reparti, nei 38, e circa il 70% sono persone non vaccinate. In particolare nelle terapie intensive oggi abbiamo ricoverate 7 persone, 6 sono non vaccinate. Nella terapia subintensiva abbiamo oggi... Quindi uno che è vaccinato praticamente, no? Sì, e chi è vaccinato e chi è che purtroppo... Perché sappiamo il vaccino ha altre patologie. L'età non aiuta sicuramente e la presenza di altre patologie appunto non aiuta. Per cui, dicevo, per noi è importante in questa fase, chiamiamola così, di continua riorganizzazione dell'attività ospedaliera, stiamo pensando siccome le persone che sono positive e che sono appunto vaccinate ma hanno altre patologie, sono soprattutto anziani, un'età media di 88 anni, stiamo pensando di sviluppare all'interno dell'area geriatrica, di sviluppare una sorta di spazio, di area dedicata agli anziani che hanno contratto il coronavirus ma che hanno anche altri bisogni di tipo cardiocircolatorio, pneumologico, neurologico e così via. Delle cose naturali della vita. La settimana scorsa, se non sbaglio, direttore, o 10 giorni fa, mi corregga se sbaglio nei giorni, c'era l'ipotesi di aprire un'altra terapia intensiva oltre a quella attuale, che era di 8 posti, mi sembra quella attuale. Si parlava non di terapia intensiva ma di subintensiva. Subintensiva. Sì. Allora, va sempre detto che l'ospedale è una struttura che si sviluppa in base alle esigenze e ai bisogni sanitari in sostanza, no? Per cui a un certo punto, quando è ripresa l'aumento dei casi positivi, da prima siamo partiti con 4 posti letto dedicati alla subintensiva, adesso siamo saliti a 8, quindi non sono tutti occupati, o in parte insomma, ecco. E quindi c'è uno scambio continuo tra l'area medica, malattie infettive, dove vengono curati quelli che non hanno necessità di cure intensive, la terapia intensiva, e in mezzo ci sta la subintensiva. Quindi queste strutture lavorano un po' a parte. Il trend, direttore, com'è secondo lei? Praticamente in discesa, statico, com'è? Allora, è leggermente in discesa, parlo come Regione Veneto, è leggermente in discesa. Noi abbiamo visto da una settimana all'altra una diminuzione di casi attualmente positivi di circa 600, 650, 700 casi, insomma, no? A Padova invece abbiamo un qualcosa di opposto, cioè abbiamo visto un aumento di casi positivi, leggermente, ma c'è un aumento dell'ultima settimana. Però globalmente la situazione abbiamo delle proiezioni per fine mese dove c'è un calo, insomma, ecco, dei casi se la gente positivi. Si vaccina e usa tutti i protocolli che lei ha citato, insomma, si può cominciare a convivere con più tranquillità rispetto agli anni scorsi, mettiamola così. Assolutamente sì, abbiamo proprio necessità dell'aiuto di tutti, cioè della presa di coscienza che è necessario un altro senso di responsabilità, di senso civico, affinché possiamo curare chi ha veramente bisogno. Perché se ritorniamo nelle situazioni che abbiamo visto appunto nella prima ondata oppure nella seconda sotto Natale, è chiaro che l'ospedale viene dedicato al coronavirus e quindi chi ha bisogno magari di altro trova qualche difficoltà. Vabbè, allora staremo a vedere, augurandoci tutti, che questa ovviamente storia, quantomeno, perché se ne sentono di tutti i colori, che è fatto apposta, che c'è chi... Leggevo proprio stamattina, direttore, che poi tra l'altro da un luminario che diceva che fanno apposta a mantenerlo, non ricordo chi fosse, fanno apposta a mantenerlo perché non interessa che rimanga il virus. Ne ho sentiti di tutti i colori in questo passaggio, però il vero dato di fatto è questo. Senta, adesso prima della pubblicità, invece le faccio una domanda, se riesce a rispondermi rapidamente. C'è una ricerca di medici, di infermieri, perché ovviamente c'è una carenza almeno. Sì. Com'è la situazione in tal senso? Ma noi stiamo cercando di, tra virgolette,
passatemi il termine, portare a casa il maggior numero di infermieri, e ci riusciamo anche, insomma, in sostanza. Questo ricerca di infermieri però appunto si scontra con le sospensioni che stiamo purtroppo mettendo in atto per il personale sanitario che non ha voluto, non ha potuto vaccinarsi, e questo è un problema effettivamente. Noi abbiamo attualmente circa un'ottantina di persone che abbiamo dovuto sospendere o stiamo sospendendo perché non vaccinate. È chiaro che non è semplice trovare, come dire, la loro sostituzione immediata, insomma. Certo, lì siete proprio ligi, chi non si vaccina. Sì, assolutamente sì. Noi abbiamo sostanzialmente due fasi. Una volta che ci arriva dal servizio di prevenzione il motivo della persona che non si è vaccinata, come direttore di lavoro abbiamo l'obbligo di vedere se c'è la possibilità di inserire questa persona in condizioni di lavoro tali da non essere in contatto con altre persone, e se questo non è possibile siamo nella fase, come dire, B o step 2, la sospensione senza stipendio. Senta, prima ancora la terza dose, secondo lei, ovviamente il Presidente Zaia ha detto che ovviamente inizierà anche la terza dose per i soggetti più fragili. Ecco, come sarà il trend, il comportamento per la terza dose per quanto riguarda Padova e l'ospedale di Padova? Allora, lunedì 20 noi cominceremo appunto a fare questo cammino di vaccinazione appunto di terza dose, e sarà un percorso che inizierà appunto dei soggetti molto fragili, quindi parliamo di trapiantati, parliamo di immunodepressi, parliamo di dializzati, anche quelle sì, però non in una prima battuta, insomma, no? Almeno così dice la circolare nazionale. Quella regionale sta uscendo in giornata e vediamo un po' come ci indirizza. Quella nazionale appunto ci dà questa priorità verso i soggetti fragilissimi, che sono appunto queste categorie di persone, ne individua circa una decina, e quindi noi cominceremo a vaccinare queste persone, che sono le persone che abbiamo vaccinato nella prima fase di vaccinazione, insomma, quindi ripercorreremo quel percorso. Ecco, ma questa volta, mi scusi l'ignoranza, verrà fatta una dose sola, non doppia dose? Allora, il Pfizer. A queste persone viene fatta una dose, appunto, una terza dose, che è una dose di come dire, rinforzo in sostanza. Certo. Questo vuol dire, direttore, che l'anno prossimo, quando bisognerà rifare il vaccino, devono fare 3 dosi i soggetti anziani, oppure cambierà il tipo di vaccino, riusciranno a metterlo tutti in una dose unica, secondo lei? Allora, è tutto anche qui. Sì, non so, io faccio una domanda. Sì, è chiaro che qua noi stiamo camminando a fianco di quelle che sono le scoperte, quelle che sono appunto gli studi che si stanno sviluppando. Allora, chi non è mai stato vaccinato deve fare 3 dosi per avere il ciclo completo. Chi è stato vaccinato con le 2 dosi avrà questa dose di, chiamiamolo così, richiamo, rinforzo, insomma, ecco, della vaccinazione. E poi vediamo, insomma, ecco, vediamo un po' come si sviluppa l'epidemia. Che bisogna appunto vedere poi anche sui soggetti. C'è il tema varianti, c'è il tema appunto della vaccinazione antinfluenzale da vedere come inserire, cioè, perché poi fra poco c'è anche il problema che, come il sottoscritto, porto un esempio così, colgo l'occasione, che deve fare anche quello antinfluenzale. Certamente. E quindi devo fare l'antinfluenzale, poi eventualmente sì. Ma di fatti appunto cerchiamo di fare adesso la terza dose alle persone appunto più fragili, proprio per poter fare poi con, diciamo così, una certa tranquillità l'antinfluenzale, tranquillità nel senso di regolarità negli intervalli di tempo, insomma, perché è assolutamente una vaccinazione che noi consigliamo di più, è importante l'antinfluenzale. Sicuramente, io ho 20 anni che la faccio, va bene. Andiamo in pubblicità, poi parleremo ancora con il direttore dell'azienda ospedaliera di Padova, tra poco.